bella giornata di sole. Sono appena arrivata a casa da lavoro, oggi è il 26 e niente, mi rilasso un po'. Non è che faccia tutto sto caldo, eh? Sì, c'è il sole, ma non è proprio così caldo. Almeno non c'è vento, cosa positiva, perché veramente quello mi rovina le giornate. Dai, anche questa giornata lavorativa è andata. Ho fatto niente praticamente perché essendo comunque una giornata festiva, secondo me non ha avuto molto senso tenere aperto. Vabbè, comunque, quel che è, insomma, prendiamo quel che viene. Ecco, ce lo facciamo andare bene lo stesso. Certo, per me continua a non avere senso sta cosa. Questa devo ancora sbatterla, sta tovaglietta da ieri mattina. Adesso ne approfitto, visto che siamo soli in casa, che Franz è andato un attimo via, ne approfitto per farvi vedere il vestito, che c'è anche il sole e quindi si vede anche meglio. Aspettate. Ok, quindi il vestitino è fatto così, con le manichine qua un po' a sbuffo, ecco, e così. È lungo fino alle caviglie, ecco, è lungo fino alle caviglie, e questa cinturina ci sta bene, tra virgolette, nel senso che non so se ve l'ho detto, ci sta e non ci sta perché è dorata, mentre tutti i brillantini, questi qua, sono argentati olografici, quindi non è che sia proprio il massimo, però alla fine la faccio andare bene lo stesso. Non è nero nero, non so se lo notate, non è proprio nero nero nero, secondo me è più marrone scuro tendente al nero. Secondo me non è nero nero, non riesco a capire che colore sia. Comunque è bello, tutto luminoso, mi piace tanto, bello bello. Detto tutto ciò, allora, il pranzo, bisogna fare il pranzo. Ci sono gli avanzi di ieri, del Natale, quindi, ok, ci sono gli avanzi del Natale e quindi siamo avvantaggiati. Se vi rimetto la maglia, vi faccio vedere Pippo che è qua tranquillo nella sua cuccetta. Chi sta meglio? Qua dentro c'è un caldo, qua è un forno questa cuccia. Vedete? Ecco, vi faccio vedere anche Peppe. Cosa guardi? I cippi? Ah, dove sono i cispi? Cippi? Dove sono? Non ci sono a quest'ora. Le pappe ce ne sono, insomma non sono mica tante. Devo aprire le finestre qui, visto che c'è il sole. Apro le finestre qua in camera. Ho distrutto il letto di nuovo. Oh, ma io non so come sia possibile. Non ha mai disfatto il letto, Franz. Adesso c'ho sempre tutto fuori il lenzuolo. Non riesco a rifare il letto velocemente perché devo rifarlo da capo tutti i giorni. Cosa che non mi succedeva, cioè non mi è mai successa praticamente. E invece adesso devo rifarlo sempre. Vabbè. Comunque. Ah sì, non vi ho fatto vedere l'aggiornamento. Sul letto ho questa coperta. Questa sì ve l'avevo fatta vedere, vero? Di Shein. Beh, e poi ho questo copripiumino che avevo comprato ancora durante l'estate. Io mi prendo sempre in anticipo perché poi costano di più. Voi non avete idea di quanto caldo tenga. Dentro ho messo il doppio piumino, quindi ci sono tutti e due i pezzi. Prima ne avevamo solo uno e adesso ne abbiamo tutti e due, li ho attaccati e li ho messi dentro a questo copripiumino. E ragazzi, io la notte muoio di caldo. Io dormo senza coperte perché ho caldo. Inizialmente devo farmi la borsa dell'acqua calda perché per addormentarmi ho bisogno del calore, ok? Poi a una certa ora della notte mi tocca toglierla perché muoio di caldo e dormo praticamente senza coperte. E come vi ho detto, nella stanza di là fa freddo, non c'è caldo. Mi ritrovo a dormire senza coperte, in inverno. Ho gli ormoni che non sanno neanche più quello che stanno facendo, probabilmente, perché per ritrovarmi ad avere caldo di notte in una stanza così fredda e dormire senza coperte, cioè mai successo in questi anni, mai successo. Adesso mi rimetto la maglia perché ho freddo. E poi aspetto che arrivi Franz e poi scaldiamo la pappa. Siamo andati a fare la spesuccia.
per finire tutti i buoni pasto dell'anno del precedente premio aziendale, poi che io ce li avevo ancora non mi ricordo quanti soldi, comunque ne avevo ancora abbastanza, e quindi aspettate che c'è una signora, ok, e quindi siamo andati a fare la spesa proprio per consumare i buoni, ma secondo me non li ha fatti fuori tutti, perché io avevo fatto il conto, devo ricontrollare, è che non si aggiorna immediatamente il saldo. Comunque sto mangiando sta roba qua, ma fa proprio schifo, cioè no, schifo no, non si dice schifo per il cibo, beh insomma, questa roba qua, Milk Pro Protein Source, è uno snack fresco al cacao. Vi dirò che non è sto granché, vabbè, comunque niente, adesso andiamo, si è fermato un attimo qua alla Sanitas per vedere di un qualcosa da, se per caso potrà tornare al lavoro, un qualcosa da tenere, invece che il tutore rigido, un qualcosa di più morbido da tenere per la mano, insomma, ecco, qualcosa che non sia rigido come i tutori che ha a casa. Io mi ero dimenticata di farvi vedere qui dai miei quest'anno il presepe è così. Oddio, queste luci così da discoteca non sono il massimo. Poi lì c'è il Babbo Natale, qualche lucetta, le luci qui e mia nonna quassù. Adesso vi faccio vedere il davanti. Comunque questa è la novità di quest'anno. Poi l'alberone qui e questo invece è il davanti, lassù le solite renne, ecco, e questo è quanto. Andiamo. Freddo, cioè freddo, oddio, neanche tanto, ma io ho sempre freddo di fuori. Oh, aiuto, mi rovescio. Bene, vado giù a casa, c'è ancora il rossetto su che l'avevo messo per andare a fare spesa, ce l'ho ancora un po' su. No, dura abbastanza questo qua di Shein. Vabbè, vado a fare la pappa perché è ora passata, ma tanto Franz sta facendo terapia alla mano, per cui finché non ha finito non si mangia, quindi mangeremo penso alle 8:30, come ieri sera. E che è tardi perché io dovrei andare a letto presto, invece tocca andare a letto tardi perché devo dare il tempo di digerire un po' la roba, se no. Vabbè, dai, sul moto e parto. Ecco, siamo tornati a casa. Oh, che casino. Siete andati in tavola? No, perché abbiamo lasciato tutta la roba qua. Adesso chiudo qui fuori e faccio fuoco. Togliti Pepe, dai. Faccio fuoco perché non c'è proprio caldo. Vi devo far vedere il vestitino che ho addosso perché non ve l'ho mai fatto vedere. Allora, il vestito è praticamente fatto così. Adesso la pancia un po' gonfia, solo che c'è Franz in bagno. E niente, fatto così, insomma. Molto molto semplice, collo normale, senza bottoni, senza niente. E anche questo è un vestitino di Shein che avevo comprato ancora, penso in agosto, una vita fa. E niente, questo è un maglione che avevo preso al Lidl e è molto grande per me perché era l'unica taglia rimasta, e anche se troppo grande io l'avevo comprata lo stesso perché mi piace, perché sta tutto molto largo e a me piace, è molto comodo. E quindi niente, ci ho messo questo sopra perché questa qui, cioè questo è veramente sottile, è più sottile dell'altro vestito nero che vi avevo fatto vedere. Ed è ora di cena perché sono le 7:20
Siamo stati appunto a Belluno, abbiamo fatto delle compere perché avevamo dei buoni. Io avevo dei buoni del premio aziendale dell'anno scorso ancora da spendere e quindi abbiamo comprato la televisione ai genitori di Franza. È una piccolina, non è tanto grande. E mi sono presa per me un vetro per lo schermo del telefono e poi mi sono presa tipo il vaporetto, per pulire col vapore, ma piccolino dell'Ariete, una roba piccola, non quelli enormi, ecco, per pulire bene il bagno. E poi siamo andati a fare un giro al Tigotà e anche al Tigotà ho comprato qualcosina, ma a Tigotà sapete cosa si compra, quindi. E poi cos'altro? Poi siamo stati al Famila perché non eravamo mai andati. E quindi siamo stati al Famila e anche lì abbiamo preso 2 robe di spesa, giusto da spendere i buoni che mi rimanevano. Ehi, saluta tutti per questo video. Saluta. Ehi, non saluti? Sì, tu. E Mimi? Mimi? Ciao. Che stanchezza. Sì, mommy, è bellissimo. Qua ho tutta la biancheria da piegare perché il mio vestito è attaccato alla scatola dei gatti. Molto bene. Questa è tutta biancheria da piegare che stamattina prima di andare al lavoro non ho fatto in tempo. E lì c'è tutta la biancheria invece già piegata, tutta mezza storta, non si sa il perché. Vabbè, questo anche devo piegarlo. Questa doveva finire di asciugarsi. Beh, adesso si può anche piegare. Perfetto. E via, facciamo la pappa. Ah, poi ci sono anche quelle 2 magliette. Sì, cosa? La pappa? Dov'è? Dove? Dov'è la pappa? Dov'è la pappa? È lì. Guarda che c'hai la ciotolina piena. No. Andiamo a vedere Bue. Vieni. Andiamo a vedere Bue. Ciao Bue. Ciao Momo. E ti faccio la pappa. Ti faccio anche il lattuccio caldo. Gigi. Pupi. Dai, andiamo. E quindi niente, credo che per questo video sia tutto. Intanto vi saluto e poi non so se aggiungerò ancora qualche clip, ma io intanto vi saluto. Ciao.